Un pacchetto tagliato su misura per il Veneto, forte dei 10 collegamenti al giorno tra Venezia, Padova, Bologna, Firenze e Roma, e con l'entrata a regime di tutta la flotta dei 25 treni, Italo lancia nuove offerte e promozioni per rendere più convenienti i viaggi sulla direttrice veneta. E dopo Padova apre anche Casa Italo a Mestre, il centro di servizio per l'assistenza e l'informazione dei viaggiatori. Sulla Bologna, Padova, Venezia debuttano gli abbonamenti NTV con posto assegnato in smart, costo per 60 viaggi al mese, 144 euro tra Venezia e Padova, 214 tra Padova e Bologna, 274 tra Venezia e Bologna. Sta cambiando completamente il modo di viaggiare degli italiani sulle direttrici servite dall'alta velocità. L'alta velocità che diminuisce i tempi di percorrenza e insieme alla concorrenza che ha consentito di aumentare notevolmente la qualità del servizio e ridurre i prezzi, ha cambiato il modo di viaggiare degli italiani. In un periodo, il 2012, di grande crisi economica in cui tutti i settori hanno fatto purtroppo registrare il segno negativo nella crescita, il traffico sulla alta velocità è aumentato del 16%. Questo è un segnale, direi irreversibile, del fatto che quando il treno offre buoni servizi di elevata qualità e giusti prezzi, sulle medie e lunghe percorrenze è imbattibile. Alcune tariffe smart a nord-est, le nuove offerte Padova-Bologna e Venezia-Bologna 12 euro, Padova-Firenze 17, si aggiungono a quelle già esistenti, come la Venezia-Roma a 35. Nei primi 2 mesi dell'anno Italo ha trasportato 859.000 e passa passeggeri su quasi 3.000 treni, con un tasso di puntualità entro i 15 minuti del 94,2%.